per rendere percorribile tutto l'Arsenale. È il progetto ufficializzato oggi per far vivere ai veneziani il cantiere perduto per 2 secoli. Federica Pellegrini andrà ad allenarsi in Francia, dove seguirà il suo allenatore Philips Lucas. Polemiche a Verona. Campanili e Torri protagonisti di quest'ultimo fine settimana di Carnevale a Venezia, con i voli dell'Aquila e dell'Asino, assieme al ballo della Cavalchina. Benvenuti a questa edizione della TG di Televenezia. Arsenale in apertura, sarà finalmente aperto ai veneziani, non accadeva dall'Unità d'Italia ad oggi. Stamane il sindaco Giorgio Orsoni ha presentato i termini dell'accordo per la cessione del glorioso cantiere navale della Serenissima, stabiliti con il direttore dell'Agenzia del Demanio per il Veneto, Pier Giorgio Allegroni, e ha anche annunciato una novità, un ponte. Sentiamo. Un ponte mobile tra le fondamenta della Novissima e l'area delle Gaggiandre per rendere percorribile tutto l'Arsenale. È il progetto che è stato ufficializzato oggi dal sindaco Giorgio Orsoni a Cafarsetti, presentando ai giornalisti i termini dell'accordo con il Demanio per il passaggio della proprietà dell'Arsenale al Comune di Venezia. Il ponte ha l'ok della Soprintendenza della Marina Militare, ma bisognerà trovare i fondi, è stato detto. Dal 6 febbraio, intanto, il 53% del prestigioso cantiere navale della Serenissima, che è sempre appartenuto allo Stato dall'Unità d'Italia ad oggi, è passato a Cafarsetti e ora è iniziata una nuova fase storica in cui i veneziani potranno riappropriarsi dell'ex cantiere navale, entrarci e usarlo come luogo di incontro e come sede di attività che sono da definire. L'accesso all'Arsenale dalla zona delle Casermette verrà garantito attraverso la Tesa 105, come ora, mentre dal lato sud avverrà tutto l'anno attraverso la porta Duca degli Abruzzi, ora utilizzata dalla Biennale. Alla conquista dell'Arsenale, dunque ad una buona notizia, fa da contraltare il cattivo stato di salute in cui si trova il Casinò di Venezia, e non aiuta un deterioramento ulteriore dei rapporti tra comune e sindacato. Non si è fatta attendere infatti oggi la risposta dell'USB, il sindacato di base, che si sta opponendo alla privatizzazione del Casinò, dopo che il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni ha annunciato l'interruzione di ogni rapporto con le organizzazioni sindacali, fino a quando continueranno gli scioperi. Giampiero Antonini, il segretario dell'USB, ha accusato in una lettera aperta il sindaco l'attuale management del drastico peggioramento dei bilanci della casa da gioco. Gli incassi, ha proseguito Antonini, sono semplicemente crollati del 27,2% da quando si è insediato il nuovo vertice, ossia dal 1 gennaio 2011. La citazione sindacale a cui è attribuita la colpa della crisi della società, dice Antonini, è invece cominciata molto dopo. Antonini inoltre attacca i quadri e i dirigenti, che sarebbero i soli a percepire stipendi elevati e non i dipendenti. E ora la cronaca nera. Continuano a filtrare indiscrezioni sull'inchiesta condotta dalla squadra mobile di Venezia per trovare l'assassino di Lida Pamio. Non sarebbero state trovate tracce di sangue sulle pantofole della vicina di casa di Lida Pamio, l'87enne uccisa il 20 dicembre scorso nella sua casa di via Vespucci a Mestre. Sono le ultime indiscrezioni, tutte da confermare, trapelate nel corso dell'inchiesta condotta dalla squadra mobile di Venezia e coordinata dalla Procura. L'inserviente ospedaliera nei giorni scorsi ha dovuto consegnare agli agenti di polizia le pantofole, 3 spugne e altri capi di abbigliamento, su cui ora sono in corso analisi della dottoressa Luciana Cainazzo. Oltre a tracce di sangue, gli investigatori sperano di trovare il DNA della vittima. Le pantofole infatti sarebbero compatibili con alcune impronte trovate nell'abitazione della vittima, ma non esistono metodi per dimostrare con certezza che si tratta proprio delle calzature della 50enne sospettata, a meno che non si trovino appunto elementi biologici dell'anziana. L'operatrice sociosanitaria intanto continua a dichiararsi innocente, anche se a dare la svolta all'inchiesta della polizia sembra siano state alcune intercettazioni. E ancora la cronaca nera, fiamme gialle, polizia municipale veneziana in azione per togliere dal mercato giocattoli pericolosi per la salute dei bambini. A Mestre i vigili urbani hanno sequestrato 2000 articoli tossici o venduti illecitamente in 4 negozi di via Piave e in via Dante a Mestre. 8.000 euro le sanzioni inflitte complessivamente. I negozi sono stati scovati pedinando venditori abusivi del Bangladesh che operano di sera in piazza San Marco.
Seminascosti tra gli scaffali di vendita c'erano dardi luminosi e le smash water balls, sono palle con all'interno del liquido che riconquistano la loro forma originale dopo essere state scagliate a terra. Maxi sequestro poi a Portogruaro, dove le fiamme gialle hanno trovato 100.000 articoli privi dei requisiti di sicurezza. Oltre ai giocattoli c'erano articoli di cancelleria, prodotti per la cura della persona, casalinghi e accessori di telefonia. E ora un'altra notizia che riguarda i carabinieri di Favaro. Nella mattinata di oggi i militari della stazione di Favaro, unitamente al personale del nucleo investigativo del comando provinciale di Udine, hanno sottoposto 3 cittadini di etnia Sinti residenti a Favaro Veneto, tra Campalto e la via del Grano Turco, a un provvedimento di carcerazione per furto aggravato in concorso. I 3 soggetti, un 26enne, un 37enne e un 61enne, devono scontare una pena compresa tra i 3 e i 7 mesi di reclusione a conclusione dei relativi procedimenti per furti compiuti nel Veneziano e nel Friuli Venezia Giulia, in provincia di Udine in particolare. E ora notizie riguardanti la polizia. Agenti di polizia invece la notte scorsa hanno scoperto e denunciato uno spacciatore appena 19enne della Riviera del Brenta, ma residente a Spinea, mentre cercava di vendere dosi di marijuana tra il migliaio di partecipanti alla festa organizzata a Punta San Basilio per il giovedì grasso. È stato segnalato da 2 ragazzi che lo hanno visto vendere la droga. Aveva addosso 19 bustine. E gli agenti del commissariato di Marghera hanno rintracciato e denunciato un magrebino di 22 anni che ha rapinato un ragazzo lo scorso 3 febbraio. Il tunisino ha puntato un coltello al volto del ragazzo e lo ha trascinato in una adiacente via laterale. Gli ha portato via il giubbotto dove aveva effetti personali e il portafoglio. All'origine c'era una lite per definire il prezzo di una dose. E ora cambiamo argomento, parliamo di sport. Federica Pellegrini lascia il Veneto, o meglio Verona, per andare ad allenarsi in Francia. L'atleta di Spinea ha deciso di seguire Philippe Lucas a Narbonne in Francia. Polemiche nella città scaligera. Federica Pellegrini, dopo le recenti brucianti sconfitte, vuol tornare a vincere e ha deciso di prepararsi per i Giochi di Rio 2016 a Narbonne in Francia, dove seguirà da settembre il suo allenatore Philippe Lucas. La notizia diffusa oggi è stata un fulmine a ciel sereno per la città scaligera, dove la campionessa azzurra ha cominciato la sua carriera sportiva e da dove non se n'era mai andata, anche dopo la scomparsa del suo allenatore mentore Alberto Castagnetti. Non ha nascosto la delusione l'assessore allo sport Marco Giorlo, che ha dichiarato di aver avuto la garanzia solo 4 giorni fa dall'atleta che sarebbe rimasta a Verona, e ha aggiunto che c'era l'accordo che la Pellegrini si allenasse al centro federale veronese. Tanto che al centro Castagnetti a fine mese era in programma un raduno con i nuotatori seguiti da Lucas. Intanto si è appreso che anche Filippo Magnini avrà come allenatore il francese e dopo i mondiali di Barcellona deciderà il suo eventuale trasferimento in Francia. Il tecnico nel frattempo ha ringraziato per l'importante offerta economica ricevuta dal management. E ora il carnevale. Dopo un giovedì grasso con 12.000 arrivi, Venezia si prepara ad un weekend ancora più intenso e affollato. La città è tutta un pullulare di eventi, feste e spettacoli. Ecco in sintesi cosa offre il carnevale tra sabato e domenica. Ultimo sabato di carnevale più scoppiettante che mai, a cominciare dal magnifico ballo della Cavalchina al Teatro La Fenice. Oltre alla bellissima madrina Sofia Valleri, parteciperanno Vladimir Luxuria e il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri. Anche all'esterno del teatro ci sarà musica con DJ e vin brûlé. In giro per la città anche tante iniziative per bambini, laboratori e letture a Punta della Dogana e Palazzo Grimani, in tema con l'edizione del Carnevale di quest'anno dedicato ai colori, la mostra all'Archivio di Stato Arcobaleni Lagunari e sempre su questo tema spettacolo a Capesaro, tutti i colori del mondo di Giuseppe Emiliani. Alla Querini Stampalia visite guidate speciali, animazioni e marionette al Telecom Center di San Salvador e in via Garibaldi si gioca in costume il Palio dei Sestieri.
tango argentino a San Giacomo dell'Orio, ska a San Geremia, mentre in Campo Sant'Angelo in Riva degli Schiavoni si esibiranno celebri compagnie circensi e al Tronchetto electro dance tutta la notte con Luciano, la star della disco. Sabato 9 alle 15 sfilata dei carri allegorici a Marghera, mentre in piazza Ferretto a Mestre si pattina sul ghiaccio e si balla con musica dal vivo. Domenica, secondo svolo dal campanile di San Marco, in veste di aquila, si lancerà la pallavolista toscana Francesca Piccinini. Ancora top secret invece l'identità dell'asino che scenderà domenica a mezzogiorno dalla Torre di Mestre. E ora una manciata di secondi di pubblicità, rimanete con noi. Festeggiamo i 100 punti vendita! Ali festeggiano i 100 punti vendita con il grande concorso Vinci e Parti. In palio 100 splendide crociere MSC per 2 persone nelle isole greche e oltre 655.000 euro in buoni spesa da 5,25 euro. Una linea per Vinci e Parti in crociera fino al 20 febbraio. Franco Oro Più. Il tuo oro, il tuo argento e il tuo platino pagati subito in contanti alla massima valutazione di mercato. Franco Oro Più lo trovi a Mestre, Marghera, Venezia, Jesolo e Caorle, a Trieste, a Belluno e a Schio. Entra nella filiale a te più vicina. E ora notizie dall'area metropolitana. Sarà pronto entro la fine del prossimo anno il nuovo parcheggio a servizio della stazione ferroviaria di Fossalta di Piave, che si trova tra Musile e Quarto d'Altino. L'accordo è stato raggiunto oggi tra l'assessore regionale alla mobilità Renato Chisso e il sindaco di Musile. E intanto la Regione Veneto ha attivato un numero verde per segnalare i disservizi di Trenitalia. Prendete nota, il numero è 8000 42 822 e funzionerà dalle 9 alle 17, da lunedì al venerdì. E ora altre notizie dall'area metropolitana. Margherita Beato. E ora notizie brevi dalle province di Venezia, Treviso e Padova. Ricambio continuo di negozi a Mirano. Secondo i dati del comune, in tutto il territorio nel 2012 sono state registrate 37 nuove aperture e 34 chiusure. Il punto più gettonato rimane sempre la piazza, ma i commercianti lamentano affitti alle stelle. In vendita su eBay Cazorzi, la villa a Noventa di Piave del poeta Giacomo Noventa. L'annuncio online è stato fatto dall'agenzia immobiliare incaricata alla vendita da un paio d'anni. A frenare i possibili acquirenti il prezzo, quasi 4 milioni di euro. Incredibile sistema per evitare gli autovelox messo in atto da un alto atesino. Bastava un pulsante all'interno dell'auto per far girare la targa rendendola invisibile alle telecamere. A scoprire il trucco da 007 è stato un agente della Polstrada di Treviso. L'anno scorso solo 752 nascite all'ospedale di Costa a Vittorio Veneto, cifra ben al di sotto della soglia minima prevista dai piani sociosanitari che assegnano un punto nascita a fronte di almeno 1000 nati l'anno. Il reparto rischia dunque la chiusura. Visite serali e notturne negli ospedali di Cittadella e Campo San Piero, la sperimentazione voluta dalla Regione per ridurre le liste d'attesa inizierà dagli esami radiologici. All'ULSS 15 Alta Padovana si potranno fare dunque anche di sera e il sabato dal 18 febbraio. Basta zaini in spalla a bordo dei bus di Padova. Occupano spazio doppio e danno fastidio. Dopo ripetute proteste da parte dei viaggiatori, APS Holding, l'azienda di trasporto locale, chiede la collaborazione degli studenti, invitandoli a posare a terra lo zaino. E continuiamo con notizie dal veneziano. Maschere mai viste prima stanno per invadere il Vale Center con un carnevale all'insegna del fantasy. Ci saranno personaggi dei fumetti e dei manga, robot e supereroi che non si limiteranno a sfilare ma si esibiranno in numeri divertenti.
Occhi grandi, parrucca rosa e movenze innaturali. È un tipico esempio di cosplay, ovvero la pratica di indossare il costume di un personaggio immaginario e di assumerne i comportamenti. Il fenomeno, nato in Giappone negli anni 70 all'interno dell'universo manga e anime, ha preso piede anche in Italia e ora sta per invadere pacificamente il pianeta Vale Center. Fino alla fine del carnevale, cioè fino a martedì 12 febbraio, il centro commerciale di Marcon ospita la Fiera del Fantasy, con tanti stand pieni di oggetti misteriosi e forse anche un po' magici. E proprio qui si materializzerà l'affascinante tribù dei cosplayer, personaggi che si staccano dalle pagine dei fumetti, saltano fuori dagli schermi e dai display dei videogiochi per fare cose strabilianti. Sabato 9 sfileranno in galleria, sulle scale mobili e tra i negozi del Vale Center, esibendosi in piccoli show di danza, acrobazia e illusionismo. Sarà una parata fantastica di maghi, principesse e guerrieri, maschere molto speciali che faranno sgranare gli occhi ai clienti del centro. Impossibile guardarle e basta, e infatti il Carnevale Fantasy di Vale Center selezionerà le migliori. Queste riceveranno premi, applausi e coriandoli nella giornata di domenica 10 febbraio. E chissà che a qualche piccolo o grande spettatore non venga voglia di seguire le orme dei cosplayer e darsi a una doppia vita da supereroe. E ora la consueta rubrica, lo zoom del Gazzettino. Sono andata negli studi di Radio Venezia per analizzare le notizie della settimana con Marco Bampa, vice caposervizio del Gazzettino. Vediamo. Eccoci negli studi di Radio Venezia, accanto a me c'è Marco Bampa, vice caposervizio del Gazzettino. Allora, le notizie della settimana. Partiamo da quella più recente, che però ha suscitato più clamore. Una frittura di pesce con scampi da 600 euro, una follia. Sì, una frittura un po' troppo salata, no? Abbiamo titolato noi sul nostro giornale. Beh, effettivamente è un prezzo chiaramente fuori da ogni ragione comprensibile, che non c'è nulla che possa giustificare un prezzo del genere. Ovviamente è accaduto a Venezia, ovviamente Venezia ha fatto una bella figuraccia. Sì, perché ovviamente tutto quello che accade a Venezia, ahimè per certi aspetti, quando succedono vicende di questo genere, che la mettono sicuramente in una cattiva luce, finiscono sui mass media un po' di tutto il mondo, no? E allora rischiano un po' di farne le spese anche quei tanti ristoratori, credo sia assolutamente la maggioranza, che onestamente applicano i prezzi. Però quando succedono fatti di questo genere, anche loro finiscono magari nel calderone di quelli che dicono: ah, ma allora vado lì a mangiare una cosa, vengo in qualche modo buggerato, vengo preso in giro. Si approfittano del fatto che magari con la lingua, insomma, non ci si spiega bene, si crea una situazione un po' di ambiguità, e poi il conto alla fine è quello che abbiamo visto. Questa volta sono capitati nelle mani di due diplomatici, che quindi hanno saputo ben mettere in atto tutti i canali giusti, l'ambasciata, il Ministero degli Esteri, e magari tanti altri non dicono nulla, no? No, certo, questo è vero, però bisogna anche dire che adesso ci sono altre forme che una volta non c'erano per manifestare la protesta. Non serve sempre andare anche dai carabinieri, che comunque può essere una via assolutamente lecita, laddove si ravveda gli estremi di una vera e propria truffa. Ma per esempio io penso a internet, a tutti i siti che si occupano, di ristorazione, di turismo, viaggi, no? Che mettono a disposizione i commenti che possono fare le persone. Anzi, lanciamo un appello: se qualcuno è stato buggerato in questo modo, lo dica, perché è così che si migliora anche la città, no? Si migliora anche Venezia. Sì, assolutamente. Credo che i comportamenti corretti poi sono quelli che alla lunga paghino, no? Perché insomma sono quelli che la gente apprezza e continuerà sempre ovviamente ad apprezzare, insomma. Senti, altra notizia, altro blitz per ripulire Via Piave, e finalmente sono riusciti a bloccare in qualche modo il racket della prostituzione ungherese.
Sì, fra Via Piave e Terraglio non ricordiamo, perché molte di queste in realtà esistavano più sul Terraglio che non lungo Via Piave, ma diciamo che insomma si è stretta un po' insomma la morsa attorno a questa strada, insomma, che negli ultimi anni aveva conosciuto insomma un livello malavitoso che non aveva mai visto nel passato, ed era urgente insomma intervenire. C'è stata una prima stretta con la vicenda di Kekepang, insomma il racket dei cinesi, poi quello legato alla droga con i nigeriani, adesso insomma il terzo livello, che era quello legato insomma alla presenza delle prostitute che erano controllate da questo clan ungherese. Si parla di una decina, 10 persone esattamente sottoposte a ordine di custodia cautelare, 4 già eseguite, 6 sono latitanti, ma che insomma danno il segno di come le forze dell'ordine, coordinandosi, ricordiamo, tra di loro, perché è importante anche il fatto che non ognuno agisca per la propria strada, ma ci sia una collaborazione interforze, in questo caso tra polizia e guardia di finanza. Ecco, questo si è riusciti ad ottenere un altro importante risultato. Certo. Senti, il tram, forse siamo arrivati finalmente al dunque. Sì, forse all'ultima fermata del tram, pronto per la ripartenza. Sì, pare che abbia superato tutti gli esami a cui era stato chiamato dall'Ustif di Roma, che ricordiamo è l'ufficio tecnico del Ministero dei Trasporti che si occupa dell'omologazione del tram e che quindi controlla che tutte le caratteristiche tecniche di sicurezza che deve avere la struttura siano appunto corrette. Hanno esaminato i documenti e oggi, stanotte e oggi, faranno altre prove gli stessi tecnici dell'Ustif a bordo del tram. Sono proprio le ultime verifiche, dovranno poi fare il cosiddetto pre-esercizio e dopodiché ci sarà il sospirato via libera, che insomma indicativamente dovrebbe essere per lunedì 18 febbraio. Insomma. Speriamo, segniamoci questa data, magari ce la giocheremo all'8. Senti, la politica, direi che siamo entrati nel vivo della campagna elettorale. Anche qui è venuto Grillo, che ha raccolto ben 5.000 spettatori, che insomma sono tanti, poi verrà Berlusconi, insomma sì, diciamo che si sta vivacizzando la scena politica. Sì, diciamo che tutti i big sono arrivati, è arrivato la scorsa settimana Bersani, questa settimana c'è stato Vendola, l'altro ieri c'è stato Grillo che ha riempito la piazza di Marghera, domani toccherà invece a Berlusconi che va a Milano, ha scelto un profilo non più basso, ricordiamolo, ma in tutta la sua campagna elettorale non vuole le piazze, lui dice per ragioni legate alla sicurezza della sua persona, ha scelto di andare in un'azienda che si occupa di fotovoltaico lì a Zenigo di Milano, incontrare i lavoratori in questa tenso struttura, ma insomma anche lì è ipotizzabile che comunque molta gente vada a seguire questo appuntamento. Effettivamente quella di Grillo è stato forse il fenomeno mediaticamente che ha impattato di più, perché c'è un po' la curiosità per il personaggio, perché la gente va anche per la curiosità e anche per ridere, perché in fondo, perché le battute di Grillo comunque sono spesso irresistibili, no? Quindi... Sì, su questo non c'è dubbio, anche se Bersani dice che il vero cabaret lo fa Berlusconi, insomma, più che Grillo. Sì, insomma. Anche Cacciari lo ha detto. Va bene, dai, allora concludiamo qui questa rubrica di oggi. Ci rivedremo, ci risentiremo venerdì prossimo. Grazie Marco. Grazie a voi, alla prossima. E ora il meteo, temperature in picchiata, e lunedì è prevista la neve in pianura. Sulle montagne venete la colonnina di mercurio è scesa di 4-5 gradi e i valori più bassi sono stati misurati a Piancansiglio, meno 22 gradi, in Val di Sdende e a Passo Campolongo, meno 20 gradi. E ora sentiamo le previsioni nel dettaglio. È in arrivo il freddo, lunedì precipitazioni nevose anche a bassa quota. Sabato 9 febbraio, sereno e soleggiato per buona parte della giornata, in seguito nubi sparse, temperature in calo, specie le minime, abbondantemente sotto lo zero, gelate notturne. Domenica 10 febbraio, velato o poco nuvoloso, buona visibilità, valori termici stazionari. Lunedì 11 febbraio, cielo coperto con precipitazioni anche a carattere nevoso, minime in risalita. Martedì 12 febbraio, pioggia al mattino, poi schiarite, livelli in rialzo compresi fra 5 e 8 gradi. La marea di sabato 9 febbraio è sostenuta, la massima alle 9:45 90 cm, la minima alle 16:20 meno 20 cm. Bene, con questo era proprio tutto, grazie per averci seguito, per averci scelti, buon proseguimento, buona serata e buon carnevale.